I riformatori hanno deciso di ricorrere contro il governo davanti alla Corte Costituzionale per la norma sulle accise. Dobbiamo difendere i diritti dei sardi, dicono. Alla nostra isola aspetta oltre 1 miliardo di euro che potranno rilanciare lo sviluppo economico. Sentiamo Chiara Pottini. Se non lo fa la giunta regionale, lo facciamo noi. I riformatori sardi prendono in mano la situazione e firmano il ricorso contro il governo che ha impugnato, rilevando profili di incostituzionalità, la norma approvata dalla regione a gennaio che destina alle casse sardi proventi non solo delle accise dei combustibili consumati nell'isola, ma anche di quelli lavorati. Una norma votata all'unanimità, ma che, dicono i riformatori, la giunta Pigliaru non ha voluto difendere davanti alla Corte Costituzionale, rinunciando ad un diritto che danneggia la nostra economia. Noi stiamo difendendo di fronte alla Corte Costituzionale, cosa che la Giunta non sta facendo, una legge dei sardi che porta 1 miliardo e 200 milioni di euro in Sardegna, che sono fondamentali per lo sviluppo della nostra terra e per combattere la disoccupazione che oggi ci distrugge. E chi inquina deve lasciare i soldi dell'inquinamento in Sardegna, che sono il minimo risarcimento per la nostra terra, 1 miliardo di euro che ci possono aiutare nel nostro sviluppo economico. Posta la firma ufficiale, ora la parola passa alla Corte, presso la quale sarà depositato il ricorso che dovrà pronunciarsi in merito all'ammissibilità.